abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, limitare il più possibile certe zone di campo ai nostri avversari, che hanno palleggio, che hanno qualità, che attaccano con tanti giocatori, cercare di diminuire la profondità per poi provare a colpirli in campo aperto. Questo era un pochettino quello che ci eravamo prefissati e sinceramente fino al gol mi sembra che sia la partita si sia sviluppata su questo canovaccio. Abbiamo creato anche presupposti per poter andare in vantaggio, concedere fino all'occasione del gol solo una barra mezza situazione importante, limpida, pulita alla squadra che ha il miglior attacco del girone, che sa sviluppare così tanto bene la fase offensiva. Credo che sia la testimonianza della buona prestazione fatta. Dopo il gol subito ovviamente è cambiata, ci siamo più aperti, siamo andati a 4 dietro, abbiamo cercato di creare presupposti per pareggiarla, non siamo stati in grado di impensierire più di tanto i nostri avversari, ci sono venuti a mancare un pochettino di energie e non siamo... È stata più vicina la Reggiana a fare il secondo gol che non noi a recuperare la partita. L'analisi della partita a caldo è stata una partita un po' sofferta. Sapevamo che venivamo qua e ovviamente conosciamo benissimo la forza della Reggiana. Si è preparata in settimana per fare una partita un attimino di contenimento e riuscire magari ad andare ad attaccare gli spazi che si creavano un po' in contropiede. La partita è stata giocata anche bene sotto questo aspetto. Poi ovviamente quando siamo andati sotto è stato tutto un po' più difficile. E cosa si aspetta da questo finale di campionato? Per la Torres? Sì. Per la Torres sarà un finale di campionato impegnativo. Dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero delle finali, anche se è una frase fatta, però siamo arrivati al punto che siamo immischiati veramente sul serio nella zona play-out e quindi adesso non si scherza più. Lo sappiamo già da 2 o 3 settimane, solo che le gare sono sempre più difficili. È il momento di tirare qualcosa in più, al di là della grinta, ci vuole cuore, ci vuole animo, perché ci meritiamo la categoria, l'abbiamo dimostrato tutto l'anno e quindi vogliamo andare a prenderci questa salvezza il prima possibile. No, nel gol io ho chiamato la palla, eravamo sotto la curva, il compagno purtroppo non ci ha sentito, anche i compagni di reparto gli hanno chiamato solo. Sono dinamiche, frazioni di secondo, non si è sentito sicuro, ha provato a rinviare di testa, poi ovviamente Kabashi ha preso palla, ha spostato, ha fatto un gran gol, al di là del rinvio o del piccolo errore che abbiamo fatto noi dietro. Comunque sia la pressione in quel momento era forte, quindi non mi sento assolutamente di fare una colpa o al compagno di squadra, perché poi là dietro si lavora di reparto, quindi potevamo chiamarglielo prima noi. Penso che la colpa sia del reparto, ma comunque sia poi nulla a togliere all'esecuzione di Kabashi che ha fatto un gran gol.
Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita tiratissima perché comunque in ballo c'erano 3 punti pesanti per tutte e due le squadre. È stata una partita equilibrata sostanzialmente, giocata tatticamente diciamo quasi a scacchi, perché comunque Aldo è uno che prepara le partite sempre in modo meticoloso. Noi siamo stati bravi innanzitutto a essere freddi, a non scomporci mai anche nei pochi momenti di difficoltà che abbiamo avuto, abbiamo limitati tanto nei loro punti di forza e poi secondo me abbiamo meritato la vittoria. Al secondo tempo abbiamo creato 2 o 3 situazioni veramente importanti, però queste partite non finiscono mai, fino all'ultimo secondo può succedere di tutto e là siamo cresciuti a livello di mentalità, di maturità, nel saper gestire anche sia le parti iniziali delle partite che le parti finali, che erano un po' il nostro tallone d'Achille. Ma difficoltà, io questa settimana ho avuto 8 giocatori con la febbre a 40 e Piredda e Laconi li ho dovuti mandare in tribuna perché non si reggevano in piedi, Cossu e Piroddi idem, Cogotti e Furi, Moi e Mereu hanno finito il campionato, cioè diciamo Nurchi rientra oggi dopo 2 mesi di assenza e ha stretto i denti come Mattia Floris che era fuori da un sacco di tempo per una presunta frattura. Difficoltà, un campionato di Serie D ne porta fisiologicamente, non devi stare a piangerti addosso perché se vuoi fare questa categoria è una categoria dura sia per fare risultati che a livello fisico, perché partite come quelle di oggi devi avere una preparazione importante e anche un pizzico di fortuna. Siamo stati bravi a uscire nel momento di maggior difficoltà e l'abbiamo fatto soprattutto dando fondo al lavoro fatto sui giovani durante tutto l'anno, che anche oggi ha ripagato, perché Zuppi, che non giocava titolare praticamente da sempre, ha fatto la sua buona partita, chi è entrato, Lorenzo Lui, che stava fuori da tanto in un ruolo non suo, ha dato il suo contributo, ma chiunque ormai si sente integrato in questo gruppo. È ovvio che un progetto nuovo, girone d'andata, paghi lo scotto, cioè noi siamo sostanzialmente la più neopromossa di tutte perché siamo una squadra che l'anno scorso non esisteva. E arriviamo dalle ceneri del Muravera, ma siamo totalmente un'altra cosa, giochiamo in un altro campo, siamo in un altro contesto, quindi fisiologicamente abbiamo pagato lo scotto. Girone di ritorno probabilmente abbiamo imparato la lezione, stiamo facendo bene, ma la strada è lunghissima ancora perché come vedete ogni domenica è una guerra. Noi attendono le prossime 2 partite, le prime 2 in classifica, sappiamo che sulla carta partiamo sconfitti e dovremo andare invece a cercare di portare a casa qualcosina che ci permetta di arrivare poi al nostro obiettivo, che sono 42 punti che sarebbero il nostro scudetto di quest'anno. Ma questo risultato vale come può valere per uno che è una settimana nel deserto che trova un bicchiere d'acqua, e noi eravamo alla ricerca di acqua vitale, che sono punti per poterci staccare leggermente da una classifica che, non ci dimentichiamo, che 5 giornate fa ci vedeva ultimi da soli e oggi ci vede ottavi o non in classifica, quindi a distanza di 5 giornate abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio, e quando fai 4 vittorie e un pareggio la classifica ti sorride. Ma non dobbiamo dimenticarci che durante l'anno abbiamo fatto anche 3 sconfitte di fila, 4 sconfitte di fila, e noi non ce lo dimentichiamo, soprattutto in questo momento, perché in D è un attimo fare 3 passi indietro. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti, la cosa importante adesso è non farne 3 indietro. Ma oggi ha giocato nuovamente De Muttis dall'inizio alla terza partita di fila e ha fatto il suo. Ovviamente per caratteristiche Sergio è un giocatore che non abbiamo un altro giocatore con quelle caratteristiche. Si è visto nel momento in cui dovevi gestire il risultato, lui è ripartito 3 volte in contropiede, è arrivato 2 volte solo davanti al portiere, poi è stato bravo il loro portiere a limitarlo. Però immaginati cosa vuol dire per noi avere a disposizione un giocatore come Nurchi, soprattutto le partite fuori casa dove devi andare magari a stringere i denti dietro e ripartire qualche volta in più. Ha stretto i denti perché sennò il suo campionato era finito. Gli ho chiesto sacrificio, come l'ho chiesto a Mattia Floris, come l'ho chiesto a Mancosu, che fino a ieri non riusciva a muovere il collo perché era bloccato, e tutti hanno risposto per l'importanza del momento presente, e di questo devo essere grato a dei ragazzi che, oltre a fare un lavoro, perché per loro è un lavoro importante, dimostrano anche attaccamento al progetto e alla maglia e stringono i denti anche se non stanno bene. Sì, una vittoria importante, soprattutto perché riusciamo a dare continuità
ai risultati da un mese a questa parte. Abbiamo registrato il quinto risultato utile consecutivo, di cui 4 vittorie. E diciamo che se avessimo guardato la classifica un mese e mezzo fa probabilmente c'era da mettersi le mani nei capelli, e invece siamo riusciti a trovare un filotto di risultati che ci ha dato morale e che ci ha tirato un po' fuori dalla zona calda della classifica. Ecco, quanto è stata importante in questo senso la crescita anche difensiva che ti ha visto tra i protagonisti insieme a Derbali e agli altri colleghi di reparto, anche in un momento in cui magari c'erano delle assenze, penso a Moi, penso a Vesi, insomma vi siete caricati tanto di responsabilità e la linea giovane alla fine ha funzionato e ha dato un grande apporto in questa risalita. Sì, ogni settimana tentiamo di lavorare al meglio, soprattutto sulla fase difensiva, e penso che alla lunga poi i risultati escano e si sono visti in campo in queste 5 giornate. Dispiace molto per le assenze, perché comunque sono stati degli infortuni abbastanza gravi, però siamo riusciti a rimboccarci le maniche con i componenti che erano rimasti, e con perseveranza e col lavoro alla fine il campo ci ha ripagato. Ecco, adesso arrivano partite anche importanti, difficili contro le prime 2 della classe. Cosa vi portate dietro da questo periodo da mettere in campo appunto con squadre che sulla carta fanno un altro tipo di campionato? Ma sicuramente abbiamo dimostrato anche con la vittoria con la Palmese che ce la possiamo giocare un po' con tutti, quindi ok, sono squadre, sono le prime della classe, però già all'andata abbiamo battuto il Sorrento e quindi non vedo come non possiamo batterlo anche al ritorno, così come non possiamo portare a casa punti con la Paganese. Forse non ci voleva questo stop del Viareggio, che magari potrebbe alleggerire un po' questa onda positiva che ci portiamo dietro, però continuiamo a lavorare anche questa settimana nonostante la sosta e tentiamo sempre di cavalcare questo entusiasmo per preparare al meglio poi le partite con Paganese e Sorrento. Sì, hai detto bene, è stata una partita decisa da un episodio. Dispiace perché penso che il pareggio era il risultato giusto, quello visto in campo, però ormai è andata, cancelliamo questa partita e ci riposiamo questa settimana e pensiamo alla prossima con il Monterotondo in casa, che è una partita fondamentale. Saranno tutte finali anche per voi, com'è il morale dei ragazzi? No, i ragazzi stanno bene, come hai detto tu prima, oggi penso che l'hanno dimostrato, sappiamo che è difficile, che è dura, ma venderemo cara alla pelle fino alla fine, anche perché ancora siamo in corsa per il nostro obiettivo che è una salvezza, perciò ancora siamo tutti quanti lì, mancano queste giornate e sicuramente venderemo cara alla pelle fino alla fine, questo è poco ma è sicuro. No, nel senso, a livello di impegno, di carattere, di voglia, a questi ragazzi, come ho sempre detto dal primo giorno, non posso rimproverare niente.
Ma no, un piglio diverso non direi. È stata una buona gara, a me è piaciuta come prestazione contro una grande squadra. È normale che poi vai a affrontare una squadra che è in ottima salute, con grandissimi giocatori, quando fanno le sostituzioni entrano giocatori più forti degli altri. Però io oggi sono contento, vabbè, sicuramente non per il risultato, ma sono contento perché ho una squadra che non ha mai mollato. Abbiamo tenuto duro fino alla fine e alla fine abbiamo messo anche 2 o 3 palle dentro per poter andare a pareggiare la partita, non ci siamo riusciti. Loro hanno fatto ripartenze, sì, hanno fatto anche 2 o 3 conclusioni importanti, ma Fusco è stato veramente molto bravo e ci ha dato la possibilità per poter arrivare fino al 95esimo e cercare di pareggiare questa partita. E come ho detto prima, quanto è vero il Signore, che mi perdoni, questa squadra qua non mollerà fino alla fine. L'obiettivo rimane quello di vincere più partite possibili per fare i conti poi alla fine. Perché? Perché questa squadra merita molto. Questa squadra ha 9, oggi avevamo 9 indisponibili, però ha sempre lottato, chi ha giocato ha sempre dato tutto di se stesso e poi la mia squadra non molla mai. Perciò ci rimettiamo a posto cercando di poter recuperare qualche fortunato e per poter poi affrontare le ultime 6 partite e regalarci magari qualche gioia. Vabbè, siamo a 4 punti, siamo ritornati a 4 punti come 2 settimane fa. E a 4 punti, visto che la Palmese sta perdendo, e poi la Palmese deve venire qui. E io ho sempre detto ai ragazzi, partita dopo partita, oggi mi è piaciuta, a me questa partita mi è piaciuta perché ci siamo confrontati contro una grande squadra e a tratti l'abbiamo messa anche molto in difficoltà, perciò di questo sono soddisfatto, mi dispiace soltanto per il risultato. Vabbè, Luca sappiamo tutti, è un giocatore molto importante, purtroppo non l'avevamo come non avevamo Bono e tutti gli altri, perciò a metà campo abbiamo sofferto un pochino, ho dovuto far giocare Mannoni mezzala, che Mannoni è un play nato, però ha fatto la sua partita, di questo sono contento, non sto qui a piangere chi non c'era oggi, ma ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché hanno lottato fino alla fine, hanno tenuto la partita in bilico fino alla fine e questo è molto importante per me. Continuare a lavorare e cercare di non pensare poi tanto al risultato. Questa è una squadra che se vai a vedere o vinciamo o perdiamo, ne abbiamo pareggiate poche, perché la mia squadra cerca sempre di giocare per vincere e tante volte viene, poi non viene, abbiamo fatto pochi pareggi. Niente, lavorare, il lavoro è quello che paga alla fine. Io, come ho già detto, mi auguro che alle ultime 4 partite possa avere la rosa al completo, perché dall'inizio dell'anno che non ho mai avuto la rosa al completo, però comunque siamo lì a 4 punti e siamo ancora lì a lottare per i playoff. Ma il punto poi alla fine dice cavolo, non sono arrivato ai playoff per un punto, potevo pareggiare lì, sì ho capito, però se comincio a pareggiare, faccio 2 pareggi, meglio fa una vittoria e una sconfitta che fare 2 pareggi. Sì, peccato perché oggi penso ci sia mancato solo il gol, abbiamo fatto un'ottima partita sia in fase difensiva che in fase offensiva, solo che appunto non è arrivato il gol e torniamo a casa con un'altra sconfitta. Sì, sicuramente speriamo che questo ci sia l'insegnamento per queste ultime partite, ma anche per l'anno prossimo. Speriamo di riuscire a fare più punti possibili in quest'ultimo periodo, perché sappiamo che il treno playoff è ancora vicino e ci proveremo con tutte le nostre forze. Esatto, è quello che ci sta mancando, la continuità. Da una parte abbiamo tanti infortuni, ma dall'altra anche le nostre prestazioni altalenanti. Adesso in queste ultime partite dobbiamo provare a mettere proprio questo, la continuità e fare più punti possibili. No, assolutamente sì, la squadra anche oggi ha fatto una prestazione molto positiva, abbiamo affrontato una squadra sicuramente organizzata che ci ha dato filo da torcere, ma ancora una volta abbiamo dato segnali di continuità, segnali di compattezza e abbiamo affrontato questa trasferta molto insidiosa in terra sarda con grandissima convinzione e grandissimo spirito di sacrificio. No, noi guardiamo il nostro percorso, adesso
abbiamo questa sosta in cui dobbiamo ancora lavorare in maniera solida, poi torneremo di nuovo in Sardegna, affronteremo una squadra che comunque è una squadra anche loro molto organizzata, che hanno un buon fattore campo, e lavoriamo di domenica in domenica, poi alla fine tireremo i conti. Assolutamente sì, perché questo è un girone che negli anni è stato sempre all'insegna del grandissimo equilibrio. Ci sono squadre che magari non hanno grandissimo blasone e tradizione perché non rappresentano città o società gloriose che hanno fatto i professionisti, ma sono squadre fortemente organizzate che da anni fanno questa categoria, conoscono tutte le insidie, per cui mi aspettavo questo campionato estremamente livellato e onestamente di buona qualità. No, mi auguro che comunque la Torres possa portare a termine questa stagione nel migliore dei modi, auguro di poter mantenere la categoria perché è un patrimonio sicuramente importante per la città e per la tifoseria. Poi qua sono stato bene, per cui auguro il meglio alla Torres e a tutto il mondo toresino. Sì, il Cagliari che ha continuato sul filone della partita di Napoli, ha ripreso a fare quello che ha fatto per larghi tratti della stagione,
rimostrando la solita nostra identità, e direi che poi alla fine si è mantenuta tutto sommato per tutto il primo tempo senza farmi condizionare troppo dal gol preso, anche se in quel frangente su una rimessa laterale nella nostra metà campo potevamo essere un po' più presenti, anche perché il momento della partita ti permetteva comunque di andare al riposo col vantaggio. Però la prestazione, io penso che nel complesso sia una prestazione giusta, poi condizionata nell'evoluzione ovviamente dai gol presi, che hanno fatto perdere un po' di sicurezza e un po' di tranquillità alla squadra, però penso che alla lunga, continuando a lavorare e facendo prestazioni di questo tipo, si possa ritrovare il filone che momentaneamente abbiamo perso. Diciamo che è sempre stata un po' la nostra matrice, quella di cercare di essere aggressivi, di selezionare le palle da attaccare, e onestamente nel primo tempo se ne sono create tante per cui arrivavamo giusti, riuscivamo a ricacciarli indietro, quando avevamo la palla avevamo comunque la lucidità e la tranquillità di palleggiare e invadere la loro metà campo. È sempre stato il nostro marchio di fabbrica, per cui poi a volte è chiaro che il possesso palla degli avversari ti costringe un po' ad abbassarti, allora devi ricreare quelle condizioni che poi ti permettono di essere aggressivi, però la partita è preparata sul filone di tante altre partite già giocate, sulla stessa falsariga, per cui io posso solo dire che la conferma è che quando mettiamo in campo quell'idea, poi le partite le riusciamo a indirizzare dove vogliamo noi. Per cui continuo a dire che bisogna avere adesso la forza, la continuità di andare avanti, non farsi condizionare troppo e riprendere il filone che temporaneamente abbiamo smarrito. Sì, forse, ma anche nel primo tempo secondo me negli ultimi 30 metri qualche palla andava gestita meglio, qualche cross più preciso in area di rigore, che magari anche nel duello, pur perdendo, toglie sicurezza agli avversari, li fa sentire costantemente sotto pressione, invece arrivare negli ultimi 25 metri, a volte non tirare in porta o fare un cross fuori misura, alla fine ti può dare anche un senso di inconcludenza che invece non sembrava esserci. Secondo tempo, oltre a non aver dato la stoccata quando si poteva dare, secondo me dovevamo un po' riprendere nuovamente a palleggiare. Poi di fatto il cambio di Carboni ci ha costretto un po' a rivedere quello che era il contestuale gol subito, ci ha costretto un po' a rivedere quello che era il film della partita. Abbiamo provato a mettere un attaccante in più, che però contro una squadra fisica come il Lecce, probabilmente sporcarla troppo presto non era una cosa che pagava. L'idea si ballava tra il far entrare subito Conti e mantenere la stessa struttura, o mettere Konaté e passare con un centrocampo a 2. Forse su quello la prima idea poteva pagare un po' di più, ma poi l'abbiamo subito rimessa in campo facendo il cambio di Conti e Masala, perché sembrava che la squadra lì potesse comunque avere più palleggio. Poi forse anche un po' di energie sono mancate, da quel momento in poi abbiamo un po' più faticato a mettere pressione, a gestire il possesso e a creare condizioni per poter andare a pareggiare la partita. Ma si riparte secondo me da 2 partite in cui la squadra ha ricominciato a giocare come ha fatto nella prima metà di stagione, ma anche tutto gennaio. Si riparte da lì con la consapevolezza che attraverso il gioco questa squadra tornerà a fare risultati, sono sicuro che tornerà a fare risultati, cercando di curare magari meglio qualche dettaglio, dare qualche sensazione di fragilità in meno, però adesso è più un aspetto psicologico, se no, secondo me, che non di contenuti, per cui ora i contenuti devono portare la testa verso quello che sappiamo in maniera tale da riportare a casa un risultato positivo. Io penso che basti una vittoria per cambiare l'inerzia nuovamente. Pensavamo potesse arrivare oggi, eravamo molto fiduciosi sia nel pre-gara che poi nel vivere la partita, però ripeto, poi se si persevera e si continua a fare quello che è giusto, quello che riteniamo giusto, io penso che poi alla fine, come all'inizio della stagione, si riesca nuovamente a far punti importanti, pesanti, che sono assolutamente alla portata di questo gruppo e di questa squadra.